Buonasera, ben ritrovati a Cronache Venete. Parliamo dei commercianti che sono rimasti delusi dalle svendite post-natalizie. Lo ha rivelato una ricerca della Confcommercio di Venezia ed anche qui a San Donà le attività non hanno fatto buoni affari. Vediamo Giovanna Serena. La crisi si è ripercossa anche nei saldi invernali. Sentiamo le opinioni delle varie attività commerciali locali. Scarsa fiducia nel futuro e crisi hanno determinato un risultato negativo anche nei saldi invernali. La Confcommercio ha infatti registrato un calo degli affari del 30% rispetto all'anno scorso. Una delle zone colpite è la città sandonatese. Cerco di vendere a un prezzo più basso durante tutto l'arco dell'anno perché lo trovo assurdo in presenza di outlet, temporary outlet, tutte queste vendite via internet che vendono in qualsiasi periodo dell'anno, possono vendere anche di notte, diciamo via web. Noi non possiamo aspettare i saldi per dar via quella merce che magari è già disasortita. Preferisco farla fuori subito, cioè tenere dei prezzi più bassi per tutto l'arco dell'anno in modo da accontentare una maggior fascia di persone. La maggior parte dei commercianti si è dimostrata infatti delusa dei guadagni avvenuti, fatta eccezione per chi ha puntato sui nuovi mezzi di comunicazione per attirare la clientela. Saldi invernali, che riscontro avete avuto? Sono andati in maniera positiva rispetto agli altri anni? Allora, quest'anno, a differenza di molti altri negozianti dove ovviamente la crisi si è risentita, per quanto riguarda il nostro negozio, la nostra filosofia di negozio è andata bene, nel senso che abbiamo lavorato, abbiamo avuto un 20% in più dell'anno scorso. È servito ovviamente tutto il discorso della comunicazione, dove il mondo si sta spostando tra le vendite online, quindi saldi online, e in più tutta la comunicazione riguardante i blog, riguardante Facebook, mail, pacchetto clienti, eventi organizzati, pre-saldi, saldi, nuove collezioni. Quindi avete adottato delle strategie comunque nuove di mercato? Sì, il giorno d'oggi è fondamentale. Se ti fermi non è che rimani fermo, ma vai indietro. Saldi invernali, che riscontro avete avuto? Positivo o comunque avete usato altre tattiche di vendita? Sì, esattamente, il mio titolare appunto non tratta i saldi, però diciamo che tratta altre metodologie di vendita, tipo l'offerta della settimana, che diciamo è un po' un'attrazione, perché magari il momento che abbiamo l'offerta, magari la gente guarda la vetrina, chiede informazioni, dopo quando la togliamo si ripresenta ad acquistare. Ecco, abbiamo avuto rispetto all'anno scorso un calo proprio nel mese di febbraio. La crisi dunque sembra non risparmiare nessuna attività commerciale, nemmeno nei periodi nei quali è consueto un aumento del profitto.